Io sono Dallò Michele, presidente del WWF veronese. Abbiamo iniziato quest'anno il terzo ciclo di webinar incontri. I primi 2 anni a causa del Covid erano più che altro webinar. Quest'anno abbiamo deciso anche di fare incontri in presenza. Purtroppo il disguido tecnico non ci permette di avere sullo schermo le diapositive, ci arrangeremo in qualche maniera. E questa sera abbiamo invitato Jessica Peruzzo da Valdagno, che ci parlerà della diffusione del lupo sulle montagne vicentine. Allora, la storia del lupo un po' a grandi linee, no? Sapete un po' tutti, qua abbiamo 2 grandi esperti, dopo magari ci sarà un dibattito con Paolo Paricelli e Bubo Velbusa, rispettivamente guardia parco del Parco della Lessigna e carabiniere forestale che si è sempre occupato del lupo su in Lessigna. La diffusione del lupo è cominciata, diciamo così, sulle Alpi a partire dagli anni 90 del secolo scorso, fino a giungere al 2012, quando si sono incontrati un lupo appenninico, una femmina, e un lupo di stirpe dinarica, Slauz, su in Lessigna. Da lì poi è nata tutta la storia della colonizzazione sia sul Trentino che anche sul resto del Veneto. Una delle prime aree a essere colonizzate è stato proprio il Vicentino, e quindi oggi Jessica ci parlerà della colonizzazione che è avvenuta sulle montagne del Vicentino. Quindi a lei la parola. Grazie. Mi ha già spoilerato una parte di libro, ma la sapevate più o meno tutti. Iniziamo perché è tardi. Allora, parlare del lupo è sempre difficile perché è un animale molto sfaccettato, variegato, è molto difficile anche da comprendere da un umano, e porta con sé tantissime implicazioni, spesso anche sociali, quindi è anche difficile parlare del lupo a tutto tondo, restando sempre oggettivi e senza andare a ledere gli interessi di altre persone. Sì, sentivo qualcuno parlare. E quindi sì, dicevo, è difficile anche non andare a urtare gli interessi delle altre persone. Io ho cercato di farlo, mi hanno detto di esserci anche abbastanza riuscita, spero. E allora iniziamo. Allora, il mio libro è diviso in 4 capitoli. Il primo capitolo tratta proprio del lupo in sé, quindi la sua ecologia, come funziona come animale, il branco, cosa mangia e così via. Nel secondo capitolo invece tratto della dimensione umana, del ritorno del lupo, quindi tutte le implicazioni sociali, culturali, nella storia, fino ai giorni nostri, e tutte le varie attitudini verso i grandi carnivori, verso il loro ritorno, e anche ovviamente tutti i conflitti che questi hanno portato. Nel terzo capitolo invece parlo del settore turistico, quindi di come il lupo può rappresentare un elemento di attrazione oppure come può invece essere un elemento di rischio per il turismo. E infine nel quarto capitolo presento la ricerca sul campo che io ho condotto proprio sulle montagne vicentine, quindi con le interviste ai diretti interessati, che sono i turisti, gli escursionisti, gli allevatori e gli operatori economici. Parliamo un po' dell'evoluzione del lupo italiano. Allora, la sottospecie italiana è di complessa e dibattuta classificazione, e secondo recenti analisi genetiche e biometriche la popolazione italiana o appenninica appartiene alla sottospecie Canis lupus italicus. Questa sottospecie deriva dall'isolamento geografico e quindi poi genetico della popolazione appenninica nel secolo scorso e anche nei secoli precedenti. Da inizio secolo però la popolazione appenninica non è più isolata, essendo arrivati spontaneamente sulle Alpi anche lupi in dispersione di origine dinarica e carpatica. Quindi attualmente i lupi delle 2 sottospecie, quindi Italicus e Lupus, sono in continuità demografica, genetica ed ecologica, quindi questo da una parte porta a un importantissimo arricchimento genetico, però dall'altra è molto probabile che il nostro lupo della sottospecie italiana andrà nel tempo anche a sfumarsi, se non a estinguersi,
e a fondersi con il lupo europeo, oppure creare, chi lo sa, una nuova sottospecie. Parliamo un po' del lupo italiano. Allora, il lupo è grande più o meno come un grande cane, 1,5 metri di lunghezza, 25-35 chilogrammi. Il mantello è molto variabile, va dal grigio al rossiccio, più grigiastro in inverno, più rossiccio in estate, però è molto variabile proprio anche in base alle stagioni e all'età. La sottospecie italiana ha dei caratteristici bandeggi neri sulle zampe anteriori e una mascherina facciale bianco-crema molto sfumata. La riproduzione avviene a inizio primavera, tra febbraio e marzo, e avviene solamente fra la coppia alfa. Nascono in media dai 2 ai 6 cuccioli per branco, però il numero di cuccioli varia moltissimo a seconda della grandezza del territorio occupato dal branco e anche della disponibilità di prede. Quindi, se un anno non ci sono abbastanza prede, i lupi fanno meno cuccioli e addirittura possono anche arrivare a saltare la cucciolata. Così nel frattempo la popolazione di prede si riprende ed è tutto un ciclo continuo, quindi le prede aumentano, il numero di lupi aumenta, le prede diminuiscono, il numero di lupi diminuisce. I giovani poi vengono fatti crescere nei cosiddetti siti di rendezvous, che sono dei siti nascosti in mezzo al bosco, molto difficili anche da raggiungere, e ci mettono un anno circa per imparare a cacciare con gli adulti e quindi diventare abbastanza autonomi, e verso il secondo anno i giovani entrano nella cosiddetta fase di dispersione. Quindi una parte di giovani, non tutti, perché certi restano per aiutare gli adulti, però buona parte dei giovani al secondo anno prende e se ne va proprio dal branco, va a cercarsi un proprio territorio dove poter potenzialmente formare un nuovo branco, trovare un altro lupo, un'altra lupa. Questa fase è molto molto delicata, perché i giovani lupi devono attraversare territori a loro completamente sconosciuti, quindi che possono essere occupati già da altri branchi e quindi anche venire aggrediti. Devono attraversare tantissime infrastrutture, perché sappiamo tutti che soprattutto l'Italia è un dedalo di strade, e così via. E quindi la mortalità in questa fase è molto molto alta e può arrivare anche al 70% di tutti i cuccioli. Se riuscite a vedere lo schermetto, qui parlo un po' della differenza fra il lupo e il cane lupo cecoslovacco, perché molto spesso sono confusi e spesso si fa anche molto allarmismo su questo. Quindi, riassumendo, il lupo rispetto al cane lupo cecoslovacco ha le orecchie più piccole, la mascherina facciale è molto più sfumata nel lupo, invece nel cecoslovacco è di un bianco molto più definito, più bello anche, fra virgolette, proprio perché è stato selezionato per essere candido. La figura del lupo è tendenzialmente più tozza, più robusta rispetto a quella più snella e slanciata del cecoslovacco. Spesso il manto, ma non sempre, è anche più brunastro, un po' più sporco, come dire, invece quello del cecoslovacco è più nitido, è attraversato anche da una caratteristica striscia dorsale più scura. La coda del lupo è più corta rispetto a quella del cecoslovacco, invece quella del lupo è più lunga. Quindi questi sono alcuni caratteri che possono aiutarvi anche a smentire una potenziale fake news, perché purtroppo ne girano moltissime che vedono come protagonisti i cecoslovacchi. Allora, la dimensione media di un branco italiano stabile va dai 7 agli 8 individui in media, però può arrivare anche a punte di una ventina di individui, soprattutto dopo la riproduzione. La dimensione media di un territorio in Italia va dai 200 ai 400 chilometri quadri, quindi è molto grande, e varia, come dicevo prima, anche in base alla presenza di altri branchi nei dintorni e della disponibilità di prede. La difesa di questo territorio e la comunicazione all'interno del branco e fra i branchi avviene tramite marchi odorosi e ululati. Gli ululati servono come comunicazione a distanza, però hanno anche una vera e propria funzione aggregante e distensiva all'interno del branco. Quindi fanno proprio dei cori, come potrebbero fare degli umani che cantano, quindi si trovano anche per distendersi.
All'interno del branco vive una struttura gerarchica che è molto rigida, però è anche in continuo rimescolamento, in continuo ripensamento, e va dagli individui alfa, maschio e femmina, che sono i dominanti, fino agli individui omega, di solito anche loro maschio e femmina, che invece sono quelli che fungono da antistress del branco, fanno proprio la funzione distensiva all'interno del branco, ne subiscono anche l'aggressività e le frustrazioni. Però è importantissimo anche l'omega. Il nucleo del branco è basato sulla coppia alfa, che viene integrata anche dai giovani, come dicevo prima, che non vanno in dispersione, che però aiutano i genitori nell'allevamento dei cuccioli degli anni seguenti. Qui vediamo un piccolo branco di lupi, una parte del branco, si vede perfettamente l'individuo alfa, che è bello postato, tozzo, sempre con la coda eretta, e si vede proprio che si impone sugli altri, che invece tengono la testa sempre più bassa, la coda tra le gambe, le orecchie abbassate, gli leccano la faccia e così via. L'habitat del lupo è molto molto vario e può andare dal livello del mare fino alle più alte catene montuose, però ha una spiccata preferenza per le zone montane forestate e con basso disturbo antropico, però è molto molto adattabile, quindi veramente si può trovare in qualsiasi ambiente. È ritenuto un ottimo indicatore ambientale perché la presenza del lupo indica proprio che dove c'è esiste un buon ecosistema in grado di supportarne la presenza, quindi ricco di prede, di vegetazione idonea e poco disturbato soprattutto dalla presenza umana. Il lupo è anche ritenuto una cosiddetta specie ombrello che coadiuva la presenza di altre specie, quindi ad esempio la presenza del lupo può indirettamente aiutare la presenza di tetraonidi, quindi del gallo cedrone e del gallo forcello, perché il lupo va a predare anche la volpe va a predare i tetraonidi, quindi direttamente il lupo, facendo diminuire la popolazione di volpe, va a proteggere un po' i tetraonidi. Cosa mangia il lupo? Beh, ha una spiccata predilezione per gli ungulati selvatici, quindi cervo, capriolo, camoscio, muflone, cinghiali. Va a selezionare soprattutto gli individui più deboli e più malati, quindi o più vecchi, quindi va proprio a fare un vero e proprio rinvigorimento della popolazione di prede, fa pulizia per così dire. Nei decenni scorsi le popolazioni di ungulati selvatici sono letteralmente esplose numericamente, anche tramite l'introduzione o reintroduzione di esemplari proprio a fini venatori. Quindi in mancanza di un predatore, gli ungulati selvatici hanno avuto un aumento esponenziale. Questo ha portato anche all'impossibilità di rinnovamento del bosco, perché gli ungulati, andando sempre a brucare i nuovi germogli, che sono anche i più nutrienti, i più buoni, vanno proprio a fare a piazza pulita di tutte le piantine nuove, e questo provoca gravissimi danni ecologici a un bosco che quindi non può più avere rinnovamento e avere piantine nuove. Qui si vede benissimo, queste foto sono state fatte al Bosco della Mesola in Emilia, dove è una zona recintata, dove c'è una popolazione particolare di cervi. Lì la popolazione di cervi è altissima, la densità è altissima e ovviamente non ci sono predatori. Qui si vede perfettamente la linea di brucatura dei cervi, non so se riuscite a vederla qui nello schermo. Si vede proprio, si può tirare una linea netta in altezza fino al punto di dove i cervi riescono a brucare, quindi fanno proprio piazza pulita, si riesce a vedere sotto attraverso gli alberi per mezzo chilometro, anche 1 chilometro in questo bosco. Qui nella foto si vede proprio una cerva intenta a brucare in più in alto possibile, proprio perché più in basso non è rimasto niente. Come dicevo, le sue prede preferite sono gli ungulati selvatici, però la sua dieta è molto molto variegata e opportunista, quindi può mangiare carogne, insetti, frutta, vegetali. Sul delta del Po, ad esempio, si è adattata benissimo a mangiare le nutrie.
quindi veramente mangia tutto quello che trova, può mangiare anche immondizie e così via. Come dicevo prima, tra predatori e prede autoctone vige sempre un equilibrio costante, quindi il ciclo di cui parlavo prima: quando aumentano le prede aumentano i predatori, di conseguenza diminuiscono le prede e dopo un po' diminuiscono i predatori. È stata dimostrata dai censimenti e dalle ricerche che c'è comunque una continua crescita della popolazione di ungulati, nonostante il ritorno del lupo e nonostante la forte pressione venatoria sugli ungulati. Un lupo può arrivare a mangiare fino al 15 o 19% del suo peso corporeo in un solo pasto, quindi anche fino a 10 kg di carne, e la sua digestione è veloce, quindi mangia, digerisce e dopo qualche ora torna ancora a mangiare, quindi una carcassa con un branco attorno veramente sparisce nel giro di pochissimo. Quando il lupo ha a disposizione tante prede accalcate tutte in un ad esempio all'interno di una recinzione, questo succede anche con altri predatori, e le prede non riescono a scappare, si verifica il cosiddetto fenomeno del surplus killing. Quindi il lupo viene preso proprio da una febbre, da una voglia di uccidere, da un'eccitazione data anche da questo fuggi-fuggi, da tutte queste prede in movimento, che uccide più prede di quelle che riuscirebbe a mangiare e quindi fa un vero e proprio massacro, per poi mangiare magari pochi chili di carne. Questo ovviamente porta a gravi problemi anche a chi riceve questi attacchi. Allora, parliamo un po' dello sterminio storico. Il lupo è stato cacciato nel corso dei secoli fino ancora dai tempi di Carlo Magno, che ha istituito la figura dei lupardi. Nelle isole britanniche l'estinzione del lupo è stata facilitata ancora di più dall'insularità e poi anche dal disboscamento. In America abbiamo esportato le leggi contro il lupo ancora con l'arrivo dei coloni, che hanno anche convinto gli indigeni che prima veneravano il lupo, hanno convinto che invece era solamente da ammazzare, perché poi i coloni hanno portato anche il loro bestiame e tutte le loro forme di allevamento, e quindi il lupo ne è stato molto felice all'inizio. Nell'Europa continentale il crollo numerico del lupo è avvenuto in seguito alla decimazione degli ungulati, che erano le sue prede preferite, e ovviamente anche all'utilizzo delle armi da fuoco, fino ad arrivare a rischio estinzione più o meno all'inizio del Novecento. In Italia è stato considerato per secoli una cosiddetta specie nociva, quindi da eliminare, ed è stata istituita la figura apposita dei lupari. Il lupo è arrivato ai minimi storici numericamente all'inizio degli anni '70, quando sopravvivevano un centinaio di individui nel centro Italia, sull'Appennino, fino a quando il WWF Italia, il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise hanno deciso di far partire un'opera di sensibilizzazione e informazione delle persone, chiamata Operazione San Francesco, fino a riuscire ad arrivare all'inizio di una protezione legale nel '74, una protezione che poi è stata anche rafforzata negli anni. Attualmente in Europa ci sono 17.000 lupi al 2016, non ci sono purtroppo dati più aggiornati al momento. In Italia l'ultimo report di Wolf Alps indica la presenza di 3.300 lupi circa al 2022. Sull'arco alpino abbiamo circa 1 migliaio di lupi divisi in un centinaio di branchi. In Veneto e nei confini abbiamo centinaio, 120 lupi divisi in 21 branchi al 2021, e provincia di Vicenza, dove è ambientato il mio libro, e nei confini, quindi anche confine con Verona e con Trento, si parla di una settantina di lupi divisi in 7 branchi. Questi numeri sono tutti da prendere con le pinze, perché è difficilissimo censire i lupi. Potete chiedere ai 2 signori forestali qua in prima fila. È difficile avere un numero certo di lupi, sono animali schivissimi, e quindi avere dati concreti è sempre veramente molto, molto dura. Quindi in montagna più o meno ci siamo alla saturazione, nascerà ancora qualche branco probabilmente, però visti anche i dati che abbiamo, i numeri e anche le dimensioni dei territori, più o meno siamo alla saturazione. In pianura però c'è ancora molto spazio. Ovviamente c'è tutto un altro habitat, c'è l'antropizzazione, e quindi
può essere che si creerà qualche branco stabile, come no. Comunque ci saranno sempre individui che passeranno, proprio anche gli individui, i giovani di cui parlavo prima, in dispersione. Qui vediamo la situazione abbastanza attuale in Europa. In grigio vediamo la popolazione di lupi, quindi l'Europa più o meno si sta ricolonizzando un po' tutta. Questa è la riespansione in Italia. Vediamo che all'inizio del Novecento erano già stati sterminati più o meno da tutta la pianura padana e quasi tutte le Alpi. Rimanevano soprattutto sull'Appennino e anche in Sicilia, dove oggi non c'è ancora, e se qualcuno non lo porta non ci sarà mai. Al 73, poi nel 74 è arrivata la protezione legale, vediamo che erano rimasti proprio isole sporadiche sull'Appennino. 99, dopo la protezione legale, il lupo aveva già ricominciato a espandersi. 2010 dall'Appennino è arrivato in Liguria e da lì ha iniziato a ricolonizzare le Alpi occidentali, fino ad arrivare ai giorni nostri che è riuscito a ricolonizzare tutto l'arco alpino. Questa è la cartina di Wolf Alps, come dicevo prima, i dati sono da prendere con le pinze. Qui vediamo che in Lombardia c'è un bel buco di dati, che io non mi sono informata su come mai, probabilmente c'è stato qualcosa che non è andato nel monitoraggio, quindi è probabile che i lupi nel conteggio siano di più, ovviamente. Vediamo che invece nell'Italia centrale sono praticamente ovunque. Questa è la situazione abbastanza aggiornata del Veneto e della provincia di Vicenza. Il lupo è un grandissimo camminatore. Come dicevo all'inizio, i lupi al secondo anno di età vanno in dispersione, si fanno migliaia di chilometri. Qui vediamo la traccia GPS di Slauz, che immagino voi da bravi veronesi conosciate meglio di me. È il lupo che è stato radiocollarato in Slovenia nell'inverno tra il 2011 e il 2012, e da lì ha iniziato a farsi i suoi giretti, si è fatto ben 2000 chilometri fino a stabilizzarsi qui sopra in Lessinia. E lì ha trovato la famosissima Giulietta, di origine invece appenninica. Come dicevo, i lupi ormai sono arrivati anche in pianura. Questo video è stato fatto dal qui presente Marco, praticamente in centro a Vicenza. Non parte. No, non vuoi saperlo. Stasera tecnologia è contro di me. Tecnologia contro di me questa sera. No, non parlo proprio. Via. Lo trovate su YouTube comunque. Sì, l'ho fatto troppo. Ci fidiamo. No, mai fidato. Vabbè, non vuole andare. Comunque passa, si fa il giretto davanti alla fototrappola, da classico animale fototrappolato. Avanti. Allora, cosa ha portato al ritorno del lupo, quindi nelle zone dove era presente storicamente? Innanzitutto la protezione legale che abbiamo avuto, come dicevo, dal 74, quindi ovviamente quando è diventato illegale sparare al lupo, va da sé che la popolazione ha ricominciato a espandersi, come tutte le specie che diventano non cacciabili. Poi la crescente popolazione di ungulati selvatici, come dicevo, introdotti a fini venatori, gli ha spianato la strada, ovviamente, perché ha trovato una grandissima abbondanza di prede. Il crescente abbandono e rinselvatichimento della montagna, perché si è trovato un habitat tranquillo e mai quasi mai disturbato dalla presenza dell'uomo. E la grandissima capacità di dispersione che, come abbiamo visto, i lupi hanno, e si fanno anche migliaia di chilometri in poco tempo. In una notte possono camminare anche una cinquantina di chilometri, quindi tutto questo messo assieme faceva tranquillamente prevedere anche già dagli anni 90 che il lupo sarebbe tornato sulle Alpi, e così è stato.
Questo ovviamente ha portato a un crescente malcontento fra gli allevatori che, non più abituati alla loro presenza, si sono trovati, con le spalle al muro. E questo ha creato anche tantissime favole, dicerie anche sulla reintroduzione, che però sono comuni in tutto il mondo. Quindi in qualsiasi posto dove un grande carnivoro abbia fatto un ritorno spontaneo, nascono sempre diversi tipi di favole, di leggende su come questi predatori, questi carnivori possano essere ritornati. Questa è un'illustrazione fatta da una mia amica, che ci trovate anche sul libro. Tra le varie ipotesi di ritorno del lupo c'è anche quella che l'hanno paracadutato, e enti di dubbia identità, e l'hanno paracadutato ovviamente assieme alle vipere. Rigorosamente dall'elicottero. Allora, come si può monitorare il lupo? Innanzitutto, come abbiamo visto, con la radiotelemetria, quindi applicando i radiocollari col GPS ai lupi che ne seguono proprio tutti gli spostamenti. Questa però è una tecnica abbastanza invasiva perché prevede il dover trappolare un lupo, sedarlo, mettergli il collare, rilasciarlo, quindi non è proprio facilissima da fare. Il fototrappolaggio, come abbiamo visto, è anche abbastanza semplice da mettere in pratica, è più una questione di fortuna lì. Poi c'è lo snow tracking, che è seguire le impronte del lupo sulla neve. Allora, premetto, le impronte di lupo non sono distinguibili da quelle di un cane di grossa taglia. Quindi chiunque vi dica questo è lupo al 100% perché è grande così, no, servono anche altri indizi per poter dare un'opinione abbastanza certa. L'impronta in sé dice poco. Ovviamente si può valutare la traccia intera, quindi se è un grosso canide che va sempre dritto, non fa sbandamenti, non va ad annusare di qua e di là come invece fanno i cani, è più probabile che sia un lupo. Oppure si può vedere anche, ovviamente se poi si trovano le fatte lì vicino, questo si capisce benissimo che è un lupo. Oppure si può vedere bene anche se c'è un branco che cammina sulla neve, perché di solito il branco cammina in fila, però quando arriva nelle curve il branco si apre proprio a ventaglio, quindi gli ultimi tagliano un po' la curva e quindi, non so se riuscite a vedere qui, si vede proprio che si aprono a ventaglio nella curva, e questa è una caratteristica abbastanza tipica dei lupi. Poi c'è il tracking vero e proprio, quindi il ritrovamento di fatte, di escrementi. Sono abbastanza facili da riconoscere perché sono enormi, quindi sono veramente grandi rispetto a quelle di un cane, anche di grossa taglia, e soprattutto contengono nella maggior parte dei casi moltissime tracce di pelo e di ossa. Talvolta si riesce perfino a capire cosa hanno mangiato. Ad esempio qui nella foto col guanto si riesce a vedere che aveva mangiato un camoscio, perché c'è lo zoccolo, c'è una falange, c'è un'epifisi di femore e così via. Invece di solito le fatte dei cani si vede che sono uniformi, che hanno mangiato crocchette, insomma. Altra tecnica di monitoraggio, il wolf howling, quindi l'ascolto o induzione di ululati. Lì il video non parte, però questo merita la pena di essere visto e ascoltato. Soprattutto ascoltato. Perché da un ululato si riesce a capire se si tratta di un lupo, più lupi, e si riesce a capire anche la loro età. Non parte neanche. Un attimo, devo ancora farlo partire. Si riesce a capire la loro età, anche perché i lupi quando ululano non fanno un coro unico, ma i diversi individui si dispongono su diverse frequenze, quindi proprio fanno un coro polifonale che si riesce a sentire le diverse voci.
Questo invece, pronti alla commozione. Sono giovane. Ci prova. No, sì, mi vedo, un mese. Questi li trovate comunque su YouTube, non sono miei ovviamente. Quindi avete sentito che sia il numero di lupi che anche l'età è tranquillamente deducibile dall'ascolto degli ululati. Poi, l'ultima tecnica di monitoraggio importantissima, anche se abbastanza costosa, è le analisi genetiche, quindi raccolta di tracce di saliva, di pelo, di sangue, e queste si mandano in laboratorio per fare il DNA. Quindi queste sono precisissime, però ovviamente hanno un costo e anche una difficoltà nel farle. Problematiche di conservazione del lupo: innanzitutto c'è l'ibridazione con il cane domestico, che porta e forse porterà nel tempo alla perdita della purezza genetica del lupo. Quindi se questo fenomeno non viene in qualche modo contenuto, potrà succedere che negli anni non esisterà più la specie lupo come la conosciamo, sarà un miscuglio di lupo con cani. Teniamo conto che in Italia abbiamo 7,5 milioni di cani, con più di 1 milione di questi fuori dal controllo umano, quindi questa è una problematica molto, molto grave, che veramente mette a serio rischio il lupo come specie. Altra problematica sono le malattie portate dai cani, perché ovviamente i cani sono vaccinati, i lupi no, quindi quando lupi e cani si interfacciano si scambiano anche malattie, di solito quello che ne paga le conseguenze è il lupo. Poi c'è il bracconaggio, si parlava del 20% nella mortalità attorno agli anni 90, probabilmente attualmente la percentuale è ancora maggiore, anche perché il bracconaggio per definizione viene fatto di nascosto, quindi al contrario invece degli investimenti stradali, che più o meno le carcasse si ritrovano tutte, un bracconiere quando fa un atto di bracconaggio normalmente fa sparire tutto, quindi è anche difficile da stimare come fenomeno. E poi abbiamo la perdita di habitat e frammentazione, quindi proprio la distruzione degli habitat integri e anche la loro frammentazione con strade, ferrovie e così via. E infine gli investimenti stradali. Passiamo al secondo capitolo, quindi la dimensione umana del ritorno del lupo, tutto quello che il lupo ha portato agli umani. Come diceva il noto, famosissimo, illustre zoologo Luigi Boitani, che è considerato il più grande lupologo d'Italia ancora adesso, il lupo potrà tornare a vivere sulle Alpi solo se le persone che ci vivono sono d'accordo. Quindi questo rappresenta proprio il succo del ritorno del lupo e di quello che comporta alle persone. Questa è una slide un po' teorica, ma vi giuro è l'unica, però è il succo di questa materia. La dimensione umana del ritorno del lupo è una branca di scienze fra le scienze naturali e le scienze sociali, che ha come obiettivo il cercare di comprendere le attitudini, le emozioni, le implicazioni sociali e anche i livelli di conoscenza sulla fauna selvatica, proprio per aiutare a prendere decisioni più mirate e più concrete sulla gestione stessa della fauna e migliorare anche la convivenza con l'uomo. Quindi cosa significa? Significa che l'atteggiamento delle persone è molto determinante anche nelle scelte politiche che riguardano una determinata specie, soprattutto quando si ha a che fare con animali che vengono percepiti dalle persone come pericolosi o dannosi e che vanno a generare conflitti. L'obiettivo di questa branca è proprio di coinvolgere le persone e comprendere le attitudini, le opinioni e il livello di conoscenza, senza però compromettere le basi biologiche della gestione faunistica. Quindi tutto questo implica un grandissimo lavoro di ascolto e anche di ricerca di un equilibrio, che è sempre difficilissimo da fare, da trovare. Parliamo un po' del lupo nella cultura, partiamo dalle origini.
ci sono tantissimi fatti storici, credenze, idee, leggende che nel corso di secoli hanno contribuito alla creazione di immagini stereotipate nella cultura e nell'immaginario collettivo delle persone e che ancora oggi influenzano tantissimo la loro percezione e le loro opinioni. Anticamente era venerato da tantissime popolazioni, fino anche all'antica Roma con Romolo e Remo che venivano allattati dalla lupa. Arriviamo poi alla crisi dell'impero romano, quindi iniziano le invasioni barbariche, questi popoli di allevatori e cacciatori che erano dediti proprio all'allevamento e che è andato a fonder questo popolo è andato a fondersi con i popoli italici e ha dato il via a uno stile di vita molto più sedentario e più legato all'allevamento. Quindi questo ovviamente ha portato a trasformare la figura del lupo da un qualcosa di distante e anche venerato a un vero e proprio problema per gli animali allevati. Poi è arrivato il cristianesimo che ha portato con sé la connotazione negativa del lupo, contrapposto all'agnello e al buon pastore. I lupi sono stati visti quindi come abitanti delle foreste, che erano luoghi maligni e spaventosi, pieni di streghe, demoni e anche ovviamente lupi mannari. Arriviamo alla caduta dell'impero romano che ha portato con sé un grande decadimento sociale e anche ambientale e ne sono seguite tantissime carestie e guerre nei secoli. In questi periodi i cadaveri delle persone venivano lasciati fuori dalle mura cittadine, nelle fosse comuni e i selvatici, in primis i lupi, hanno avuto modo di abituarsi anche al gusto della carne umana, complice anche la fortissima carenza di selvaggina che c'era in quegli anni, perché ovviamente durante le carestie aumentava la caccia anche ai selvatici da parte degli umani. Il successivo aumento della popolazione, anche in seguito finisco di dire una cosa. L'abituazione al gusto della carne umana. L'abituazione al gusto della carne umana e la carenza di selvaggina ha portato anche ad attacchi all'uomo. Perché? Perché ovviamente si erano abituati al gusto della carne umana, non avevano altro da mangiare perché gli uomini avevano fatto sparire praticamente ogni tipo di ungulato. E poi bisogna dire anche che i bambini, ad esempio, venivano utilizzati come pastorelli, quindi i bambini proprio di 2 o 3 anni venivano mandati ad accudire le pecore nei campi. Ovviamente questi bambini, alti come una pecora, puzzavano come una pecora, non correvano veloce come una pecora, arriva il lupo, ciapo ciapo, quindi il primo che prendeva era proprio il bambino, quindi è anche facile che i bambini fossero quelli più attaccati. Poi l'aumento della popolazione, seguito anche le rivoluzioni industriali e anche il disboscamento, ha portato a un ulteriore aumento dei conflitti, perché i lupi hanno avuto sempre meno spazio vitale in cui vivere. Sono nate così delle vere e proprie campagne di sterminio e premi per l'uccisione dei lupi, che erano pagatissimi anche a livello statale e regionale, quando si portava la pelliccia del lupo. Anche nell'illuminismo e nel Novecento, nonostante lo studio della natura sia diventato più oggettivo, rimangono comunque i giudizi morali perfino da parte di naturalisti che continuano a chiamarlo lupo vizioso, crudele, demonio, anche se l'illuminismo doveva essere quel momento proprio di presa di coscienza dell'oggettività della scienza. Con il lupo non è andato. C'erano tantissimi riti propiziatori e scaramantici con valenza magica, appendere fuori dalla porta la zampa di lupo per proteggere la casa, e tenere sotto il cuscino pezzi di lupo faceva guarire da diverse malattie. Poi nel libro le ho spiegate lungamente queste. Attualmente tutta questa eredità del lupo cattivo è ancora molto viva nell'immaginario collettivo e anche dei proverbi. È facilissimo pensare a tutti i modi di dire che abbiamo, a partire anche da in bocca al lupo. Solo negli ultimi decenni siamo arrivati ad avere un'aura un po' più positiva legata al lupo, grazie anche a un aumento delle conoscenze scientifiche, un importantissimo cambio di mentalità e anche tante opere di sensibilizzazione e di divulgazione. Arriviamo a oggi.
con tantissimi cartoni animati e film, animazione legati al lupo, che è visto anche proprio in modo completamente cambiato rispetto al passato. I lupi sono diventati divertenti, quasi da prendere in giro o addirittura buoni, da Lupo De Lupis, Lupo Alberto, poi abbiamo Lupo Lucio, tutti simpaticissimi, lo sfigatissimo Ralph con Sammy il cane pastore. Quello al centro, non so se lo riconoscete, è quello della spada nella roccia, quello che cerca di inseguire Semola e resta sempre con legna in bocca. E poi abbiamo Balto, che anche lui salvatore di bambini. Quindi attualmente la figura del lupo sta venendo proprio rivalutata anche attraverso questi cartoni. Attualmente il lupo non è più pericoloso, ci sono stati profondissimi cambiamenti ambientali, sociali e anche culturali da quando nel Medioevo il lupo effettivamente attaccava gli umani. Adesso non ci sono più le basi proprio né ambientali, né sociali, né culturali perché i lupi attacchino gli uomini e sono tornati a essere assolutamente schivi e confidenti. Oggi l'Italia è un territorio molto antropizzato, quindi è normalissimo vedere lupi anche che si avvicinano alle case, che attraversino le strade, perché trovatemi voi un territorio dove non ci siano case e strade in Italia, cioè, siamo tra i paesi con più infrastrutture al mondo. Questo non significa che i lupi siano qui per mangiarci o per attaccarci. Sicuramente è necessaria una forte gestione dei lupi confidenti, ci sono delle tabelle ad hoc proprio con i diversi livelli di confidenza a cui può arrivare un lupo, di abituazione e tutte le misure da prendere di conseguenza. E bisogna anche contenere la rabbia, la malattia della rabbia, perché questa porta gli animali a essere più aggressivi e meno timorosi dell'uomo. Il lupo rimane comunque un animale selvatico, come tale va trattato, quindi non va abituato, non gli si deve dare da mangiare, non bisogna cercare di avvicinarlo. Il lupo non è un cane, è una cosa completamente diversa, anche se si assomigliano. Noi diamo confidenza al cane, il cane a volte ci attacca, non dobbiamo dare confidenza al lupo e il lupo non ci attaccherà mai. Poi, prima o poi può succedere che qualcuno metta alle strette un lupo e venga attaccato, questo non è da escludere. Ogni anno ci sono attacchi di animali selvatici agli uomini, che siano cervi, caprioli, camosci, abbiamo visto anche recentemente le mucche attaccano gli uomini, quindi il lupo è un animale, può succedere che prima o poi attacchi. Bisogna trattarlo come selvatico, non abituarlo, come dicevo, e se succederà che un giorno attaccherà a qualcuno, ovviamente ci sarà un macello mediatico, però deve rimanere quel caso e deve essere analizzato, ovviamente. Passiamo al grandissimo capitolo del conflitto con le attività umane. Il conflitto avviene soprattutto con il mondo dell'allevamento, ovviamente per gli attacchi al bestiame, che avviene soprattutto nelle zone di recente ricolonizzazione dei lupi. Questo è dovuto alla poca preparazione, ovviamente, degli allevatori che non sono più abituati a dover proteggere i propri animali. Poi un altro conflitto arriva col mondo venatorio, perché il lupo è visto come concorrenza per la selvaggina e quindi bisogna riuscire ad arrivare ad attuare la mitigazione di conflitti proprio per aumentare l'accettazione sociale del ritorno del lupo e anche preservare l'attività pastorale montana, le tradizioni e anche tutto il paesaggio montano, che anche quello è importantissimo perché sono dei microambienti, degli habitat che se vanno persi, ad esempio i pascoli, si perde un patrimonio ecologico importantissimo. So che qui dentro alcuni di voi sono birdwatcher, i re di quaglie vivono praticamente solo nelle praterie alpine, quindi sono comunque habitat da mantenere e se le malghe chiudono, se i pastori non vanno più a far brucare l'erba, in pochi anni il bosco andrà a chiudere completamente i pascoli. Come si prevengono gli attacchi? Allora, innanzitutto rinchiudendo il bestiame di notte, cosa non sempre facile, non sempre fattibile, utilizzando i cani da guardiania,
Anche questo non sempre facile, non sempre fattibile, perché si possono avere problemi anche con i turisti, con le persone di passaggio. La presenza dell'allevatore, anche questo non facile, perché un allevatore non può stare sveglio 24 ore su 24. L'utilizzo di recinzioni elettrificate, questa è il metodo di prevenzione più utilizzato, probabilmente anche il più efficace, però ovviamente mettere giù le recinzioni comporta lavoro in più, una fatica in più, e in Malga sicuramente ne hanno già moltissimi altri lavori da fare. E poi si possono utilizzare anche i dissuasori acustici e luminosi. Questi vanno meglio se vengono utilizzati per periodi abbastanza brevi, perché i lupi tendono ad abituarsi a questi rumori improvvisi o le luci improvvise. Quindi, utilizzando questi metodi di prevenzione è stata dimostrata proprio la graduale diminuzione degli attacchi, a volte si riesce ad arrivare addirittura all'azzeramento. I danni in Europa e quindi in Italia vengono risarciti al 100% quando sono da canide, quindi non solo da lupo ma anche da cane generico non identificato. Il Veneto ha un fondo apposito per il risarcimento dei danni causati dai cani e dai lupi, che ammontava a circa 250.000 euro nel 2020. La presenza del lupo quindi è un fattore di rischio che sì va a gravare sui bilanci regionali, però pensandoci le percentuali sono molto esigue e molto impattanti rispetto a quelle dovute al resto della fauna selvatica. Se ci pensiamo, 250.000 euro nel bilancio di una regione è fuffa, cioè è veramente pochissimo. Se pensiamo nel 2018 la cimice asiatica in Veneto da sola ha causato 90 milioni di euro di danni, quindi 250.000 euro per i lupi è una cifra che sicuramente si potrebbe anche elevare. Questo è importantissimo, invocarne la selezione è inutile se non controproducente, perché i lupi non sono ungulati, quindi non si può fare selezione come si fa su una preda, su un animale che è considerato preda. È stato dimostrato che solamente nel 29% dei casi, in una ricerca, gli attacchi al bestiame sono diminuiti temporaneamente in seguito al ricorso di metodi letali. Invece nel 43% dei casi questi attacchi sono aumentati. Probabilmente questo è dovuto alla disgregazione del branco a causa della rimozione degli esemplari alfa. O comunque, anche se non sono esemplari alfa, qualsiasi membro del branco è importantissimo all'interno del branco, proprio perché, come vi dicevo, c'è una gerarchia molto importante, ognuno ha il suo ruolo di difesa, di educazione, di sfogo e così via. Quindi quando si va a rimuovere un esemplare dal branco si rischia veramente di destabilizzare l'intero branco, e quindi invece di avere un attacco coordinato in una notte ne avrò 10 un po' a caso, quindi veramente tutti quelli che ogni volta che si parla di lupo piombo piombo si stanno sparando sui piedi, per non dire altro, perché rischiano e lo fanno di peggiorare la situazione. Al contrario, invece, le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di metodi di prevenzione è riuscito a contenere gli attacchi di oltre l'80%, quindi la strada da percorrere sia umanamente ma anche politicamente, come promesse che vengono fatte, non è quella eliminiamo tutti i lupi, anche perché è impossibile farlo a meno di sterilizzare tutta Europa, ma l'utilizzo costante di metodi di prevenzione è difficile, è gravoso, però è l'unica strada attualmente che si può percorrere. Passiamo al settore turistico. Il lupo è molto ambivalente nel settore turistico, perché può sia affascinare il turista, quindi fungere proprio da elemento di attrazione, come avviene già in Abruzzo, in Valle d'Aosta, ma anche in Spagna, nell'Est Europa e anche nel Nord America, e quindi può fungere proprio da indice di elevata qualità ambientale e portare a una sorta di ecoturismo che è sempre più in voga, in espansione, proprio perché viene considerato e anche sbandierato come garanzia della pregiatezza ambientale dei luoghi dove è presente. La presenza del lupo però può anche arrivare a intimorire il turista, soprattutto se è un po' pauroso di suo, e quindi può portarlo anche alla disincentivazione della frequentazione della montagna. Quindi questo, come dicevo prima,
aumenta anche il rischio di abbandono di pascoli e può portare anche a importanti cambiamenti nelle abitudini degli allevatori, e anche questo è abbastanza grave. Il lupo nei mass media. La maggior parte delle informazioni che le persone sanno sul lupo viene veicolata all'opinione pubblica tramite i mezzi di comunicazione di massa, quindi soprattutto i giornali, i telegiornali, poi anche i social. La copertura mediatica è stato dimostrato che tende ad aumentare durante la fase di ritorno di un grande carnivoro, quindi proprio all'inizio, e le notizie tendono a diventare sempre più negative. E questo va ovviamente a influenzare negativamente sulla formazione dell'attitudine delle persone. Viene data tantissima enfasi alle predazioni sul bestiame domestico e questo porta anche a una distorsione delle informazioni che arrivano alle persone, e anche questo comporta un'ulteriore diminuzione dei livelli di accettazione verso il lupo. Quindi nei giornali purtroppo viene fatta tantissima disinformazione, le fake news che circolano sul lupo e anche le incongruenze sono altissime, anche nei giornali, in televisione. Io stessa nel mio libro ho analizzato diversi articoli anche dello stesso giornale in giorni molto vicini, in cui ho proprio dimostrato che un giorno dicevano una cosa e 2 giorni dopo dicevano l'esatto opposto. Questo è molto pericoloso purtroppo, perché le persone credono a quello che leggono, ovviamente, perché la stampa dovrebbe essere un mezzo credibile, e poi tutto viene anche sfruttato dalla classe politica e infine viene tutto amplificato alla massima potenza dai social media. Quindi questa è veramente una bomba che può fare gravissimi danni sia nei confronti del lupo come specie ecologica anche da proteggere, sia nei confronti degli allevatori, perché gli allevatori poi credono che il lupo sia stato reintrodotto, che le persone vengano pagate per farlo riprodurre, cose del genere, quindi aumenta anche l'odio verso chi studia il lupo, verso le istituzioni, il rancore, e quindi alla fine vivono male anche loro, oppure credono che a delle promesse politiche che non potranno mai avverarsi, ad esempio quello dello sterminio totale dei lupi, che è assolutamente infattibile. E invece non vengono messi in condizione di poter lavorare dignitosamente, con più mezzi anche a disposizione e soprattutto con le idee ben chiare in testa di cosa sta succedendo. Qui non so se riuscite a vedere un commento che ho ricevuto tra i 1000, perché ho ricevuto anche tante minacce purtroppo ultimamente per aver scritto un libro, però questo è proprio la crème della crème di cosa succede quando la disinformazione dilaga. Quindi questa persona mi ha scritto che il lupo non è ritornato qui da noi, quindi già un errore. Non è mai esistito, secondo errore. Il lupo marsicano, solo lui sa cos'è, perché esiste l'orso marsicano, ma il lupo marsicano io non lo conosco. Nel centro Italia, questi non sono lupi ma ibridi. Dimostramelo. Sì, ci sono degli ibridi, ma è una minima percentuale gli ibridi, e poi sull'arco alpino è un fenomeno assolutamente ridotto e per fortuna anche abbastanza controllato. Li hanno portati addirittura con l'elicottero, hanno distrutto un patrimonio faunistico, danni enormi all'agricoltura montana, soprattutto nelle malghe. La favola di Cappuccetto Rosso e tramontata, non prenderci per il culo pure tu, e varie offese che lasciamo stare. Quindi siamo a questi livelli purtroppo, e se una persona che non conosce il lupo e che non ha mai sentito parlare o comunque non gli interessa va a leggersi un commento del genere, questo rischia veramente di fare gravi danni, perché qui è palese che la persona non ha idea di cosa sta parlando, sono tutte cose sentite dire, rimescolate, rimuginate. Però pensate a qualcuno che va a farsi la sua idea sul lupo leggendo queste cose, che è una cosa, a mio avviso, molto grave. Passiamo qui ai territori dove ho svolto la ricerca sul campo. Allora, Campogrosso di Recoro Terme. Quando ho fatto le interviste nel 2018 c'era un branco sul Carega, attualmente c'è ancora un branco, forse si stanno sdoppiando.
di circa 13 esemplari nel 2021, 5 nel 2018 quando ho fatto le interviste. Adesso qui vado veloce perché comunque è un territorio un po' distante da voi, anche se non troppo. Ci sono sempre state testimonianze di lupi nella Valle dell'Agno, almeno fino al 1800, per poi vedere comunque stabili, per poi vedere comunque presenze sporadiche di lupi solitari anche fino a pochi decenni fa. In vallata ci sono tantissimi toponimi di origine sulla presenza storica di grandi carnivori, come ne avete qua tantissimi anche a Verona. Vaio Boffetal, quindi del cimbro Bolf, Monte Baffelan, sempre da Bolf, e poi tantissimi nomi che arrivano dal dialettale Lovo, che è il lupo, quindi Lovaraste, Montelovere, Contralovati e così via. Questo per rispondere un po' a chi durante le interviste ha sostenuto che i lupi qui non ci sono mai stati e non sono mai esistiti. No, abbiamo le testimonianze anche storiche, anche nei catasti, ad esempio quello di Vicenza, alla voce Luppi si possono trovare tantissime testimonianze proprio dei premi che venivano elargiti alle persone quando venivano portate le teste di lupi o le pellicce, fino anche giù a Vicenza dove c'è la celebre località Lupia. L'altopiano di Asiago, che è un altro posto dove ho condotto le interviste, nel 2019 e anche nel 2021 presenti 3 branchi. Attualmente sono composti da circa 10 esemplari l'uno. Nel 2020 erano presenti 123 malghe, di cui 27 attive, quindi che producono attivamente latte. Risulta essere il comprensorio di malghe più importante d'Europa, quindi va da sé che la pressione del lupo qui è fortissima. Anche sull'altopiano di Asiago ci sono tantissimi toponimi che vanno a testimoniare la presenza storica del lupo e ci sono anche dei ritrovamenti fossili in zona. Ho voluto mettere a confronto Campogrosso di Recoro Terme e l'altopiano di Asiago proprio perché la prima località è molto coperta, la seconda località è molto coperta mediaticamente, quindi Altopiano di Asiago perché ha tantissime maglie, tantissime predazioni, tantissime persone arrabbiate giustamente, e invece Campogrosso ci sono pochissime maglie, praticamente 0 predazioni, e quindi anche ho voluto sondare un po' l'opinione delle persone, come è andata a formarsi in un luogo molto coperto mediaticamente e in uno invece poco coperto mediaticamente. Infine ho fatto la triangolazione delle montagne vicentine, sono andata sul Monte Grappa. Anche qui ci sono sempre state testimonianze della presenza storica di grandi carnivori. Nel 2021, quando ho fatto le interviste, era presente un branco di circa una quindicina di individui, che è presente anche adesso. E sul Grappa è attivo attualmente il primo progetto europeo sperimentale per l'applicazione di radiocollari con GPS, quindi è un sistema considerato molto innovativo per prevenire gli attacchi. Quando i lupi si avvicinano alle zone dove sono presenti gli animali domestici, si attivano dei cosiddetti recinti virtuali e dei sensori di prossimità che mandano degli SMS agli allevatori che dicono occhio che arriva il lupo, e attivano anche quelli che dicevo prima, i dissuasori acustici. Si stanno avendo ottimi risultati con questo metodo di prevenzione. Ovviamente è difficile da mettere in pratica ovunque perché bisogna catturare tutti i lupi di un branco, mettere il GPS, seguirli. Quando si scarica la batteria del GPS diventa un problema, però questo può essere uno dei sistemi per aiutare anche gli allevatori. Quindi la mia domanda di ricerca si è basata sul cercare di capire cosa ne pensano le persone, tutti i portatori di interesse, su questo ritorno del lupo. Come dicevo, ho fatto le interviste a Recoro Terme, Asiago e Massiccio del Grappa per coprire un po' tutto l'arco vicentino, e sono andata a sondare la percezione dei turisti, degli allevatori, degli operatori economici, poi ho intervistato anche 2 esperti del settore e un ente culturale. Questo, per fare questo ci ho messo 4 anni. Quindi vediamo un po' cosa hanno risposto le persone, le risposte più interessanti.
l'83% delle persone era comunque conscio della presenza del lupo in quella zona. Buona parte non ritiene questa presenza un rischio, la maggior parte, il 70%, e sempre la maggior parte si è dichiarato incuriosito e attratto da questa presenza. Le attitudini negative che ho riscontrato sul lupo dagli escursionisti è la paura di incontrare il lupo, oppure anche la paura per i propri cani, oppure persone che avevano comunque già paura dei cani, quindi avendo paura dei cani automaticamente hanno paura anche dei lupi, anche se sono due animali che sono molto diversi. Per più della metà delle persone che ho intervistato, il lupo non è ritenuto pericoloso per l'uomo e in pochissime, l'8%, per pochissime, il lupo è ritenuto più pericoloso di altri animali italiani comunemente ritenuti pericolosi, quindi in primis le zecche e i cinghiali. Buona parte, anzi la maggior parte, il 71% delle persone che ho intervistato non ritiene che gli esemplari ritenuti pericolosi per le persone, ma anche per il bestiame, debbano essere abbattuti. E un terzo, il 38%, arriverebbe perfino a boicottare una regione se questa decidesse di abbattere alcuni o tutti gli esemplari di lupo presenti in quella zona. La stragrande maggioranza delle persone ritiene possibile la coesistenza fra l'uomo e il lupo e circa la metà è convinto che il ritorno del lupo sia frutto di reintroduzione. Infatti molti mi hanno risposto anche: qui non è il suo habitat, qui non c'è mai stato e così via. Quindi come dicevo prima, tutte le fake news che girano sono arrivate a convincere una persona su 2 che il lupo è stato reintrodotto, anche se reintrodurre un lupo sarebbe veramente uno spreco di soldi, perché i lupi camminano, i lupi si arrangiano da soli a muoversi. Qui non credo che riusciate a leggere, però ho riportato un pezzo di intervista che mi hanno detto che il lupo non è puro e naturale qua, è un incrocio col kosovaro, sono stati portati dalla guardia forestale, so chi è stato, sono incroci, hanno provato a portare l'orso e l'alice perché non venisse smantellato il corpo della forestale, che poi è stato assorbito dai carabinieri. L'anno scorso c'erano 5 branchi, mi ha detto uno di Asiago, più pericoloso. Vabbè, mi hanno detto che non è un lupo puro, questo è più canide, passami il termine, anche perché so anch'io che il lupo da solo non scappa, questo qua invece. Quindi ad Asiago non è un lupo, è più canide. Il lupo è un canide, però è più canide quello di Asiago. E comunque lì mi hanno detto che è un incrocio col kosovaro. Un'altra persona invece mi ha detto: è stato reintrodotto in Italia una cosa, qua in altopiano è stato proprio reintrodotto, perché notoriamente l'altopiano di Asiago non sta in Italia. Me l'ha detto chi l'ha reintrodotto, vai a chiedere al signor Zovi, forse lui lo sa, con i soldi che sono stati finanziati dalla Comunità Europea per reintrodurre il lupo. Sono stati reintrodotti 8 esemplari, con 6 milioni di euro. Questi sono i soldi con cui è stato finanziato il progetto di ricerca Wolf Alps. E qui hanno detto che è una razza incrociata col lupo cecoslovacco, quindi prima era kosovaro, adesso è cecoslovacco. Al che sono andata a chiedere al signor Zovi. Il signor Zovi, non so se lo conoscete, è l'ex comandante interregionale forestale Veneto, Friuli e Trentino, adesso è in pensione. E io l'ho chiamato e ho detto: guarda, qua mi dicono che tu hai reintrodotto i lupi, cosa mi dici? E lui mi ha risposto: secondo loro i lupi li ho portati io, li ho comprati con i soldi della buona uscita e li ho portati con un fiorino rosso. Le favole circolano e hanno più fortuna delle cose vere. Questa cosa si conferma costantemente, come se l'uomo amasse di più le favole che la scienza, le leggende e la mitologia, che non gli accertamenti degli studi scientifici, ma quelli che parlano non hanno mai letto un libro su un lupo. Sono delle scorciatoie fastidiose, io ho dovuto promettere una querela verso chiunque avesse pronunciato il mio nome. Un po' si ride e si scherza, dopodiché, siccome è un reato introdurre un lupo, che si dica che il generale dei carabinieri forestali Daniele Zovi abbia commesso un reato è grave. Quindi ecco, oltre all'introduzione con gli elicotteri c'è anche la teoria del fiorino rosso di Zovi. Poi ho chiesto anche all'ex ufficiale di polizia provinciale Giancarlo Ferron, anche lui in pensione,
E anche lui mi ha risposto: sì, quotidianamente amici dei lupi li avete portati voi, addirittura si dice, parlando del Corpo Forestale dello Stato, che avrebbero liberato i lupi proprio per mantenere il loro mestiere, ma questa cosa è comune in tutto il mondo. Dove il lupo è tornato da un po' di tempo, si continua a dire che qualcuno l'ha liberato, negando dati scientifici, ma addirittura a livello parlamentare discutono sul fatto che il lupo è stato portato da qualcuno, quando ci sono dati scientifici evidenti. Quando si parla con un cardiologo ci si fida della scienza, quando si parla con un biologo sono tutte balle, non ci credono, e così c'è poco da fare. Abbiamo visto col Covid che adesso anche quando parlano i dottori sono balle anche quelle. Andando avanti con gli escursionisti, a Raquaro buona parte delle persone si è avvicinata più o meno al numero reale di esemplari presenti in quella zona, oppure le ha leggermente sovrastimato. Ad Asiago invece i numeri erano molto molto sovrastimati da circa metà degli intervistati. Mi hanno detto che ce n'erano oltre 80 sull'altopiano, quando ce ne sono una trentina massima. E in ogni caso la maggior parte dei turisti si è dimostrata comunque prevalentemente a favore della presenza del lupo. Anche questo può dare comunque uno spunto per pensare a un'opportunità di valorizzazione turistica e anche ecologica di questi luoghi. Passiamo agli allevatori. Giustamente, ovviamente, la connotazione rilevata dagli allevatori è molto molto più negativa rispetto ai turisti. Si sono dichiarati non preparati alla presenza del lupo e hanno soprattutto il terrore degli attacchi e delle conseguenti ripercussioni sulla vita lavorativa e anche privata, perché mi hanno detto che si è finito di stare bene, un allevatore ha in mente prima di tutto i suoi animali, che sono come delle persone, vedi nascere questi animali e poi te le vedi sbranate vive, non dormono di notte, devono continuare ad alzarsi per guardare gli animali e questo non glielo risarcisce nessuno. E hanno tantissima angoscia di vedere i propri animali sempre sofferenti, quindi certi malgari mi hanno detto proprio che per loro gli animali sono come dei figli e quindi si sentono anche impotenti quando li vedono sbranati dai lupi. Si sono lamentati anche della poca comprensione da parte della cosiddetta gente di città e hanno dimostrato rancore soprattutto verso le istituzioni più che verso il lupo in sé. Perché mi hanno detto, tanto è sempre lo stesso per i nostri ministri, a loro cosa gliene frega? Qua parlava dei lupi, poverini, alla fine non è colpa loro, io abbatterei quelli che li hanno portati qua, ma comunque sono sempre animali selvatici e fanno il loro lavoro, e uccidono per vivere. E il lupo comunque è stato rilevato come un problema aggiuntivo rispetto ad altri molto più radicati e profondi, quindi l'aumento degli affitti, i contributi europei che vengono a mancare, quindi sì, il lupo è un problema pesante per gli allevatori, però è stato la goccia che ha fatto traboccare un vaso che era già colmo da tempo. Si sono lamentati anche dei risarcimenti che a detta loro sono sempre troppo bassi e anche per le reti di protezione che vengono fornite che non sono ritenute idonee, causano anche problemi di igiene agli animali stessi e, come dicevo, sono anche un ulteriore carico di lavoro. E non sempre comunque funzionano perché il lupo è furbo, studia dove la rete ha i suoi punti deboli, si passa sotto, riesce comunque magari a imbrancare le pecore che poi sono loro stesse che fanno sfondare la recinzione, non è facile. E anche i cani da guardiania non tutti possono usarli perché sono ritenuti pericolosi per i turisti e hanno comunque costi di gestione molto alti perché sono animali belli grossi, mangiano e hanno un bel costo di gestione. Allora, qualche allevatore è convinto che il lupo è stato reintrodotto, altri invece sono convinti che è tornato spontaneamente. In ogni caso tutti sono concordi nel dire che questo ritorno è stato mal gestito, che c'è poca informazione e che non c'è assolutamente preparazione da parte degli allevatori. E non c'è comunque in generale un equilibrio nella gestione dei lupi e vengono dati troppi pochi aiuti. Per gli allevatori la presenza del lupo è poco negativa o comunque ininfluente per i turisti. Uno mi ha detto: ti chiedono se c'è il lupo, ma a loro non gliene frega niente. Ti chiedono perché ormai è una parola, è come dire fai formaggio tu o lo compri. Quindi è proprio quasi un gossip parlare del lupo, però alla fine il turista che vuole andare in montagna ci va lo stesso, alle persone cambia poco.
Gli allevatori sono concordi sulla necessità di creare una certa cultura per non arrivare a scoraggiare i turisti e quindi andare anche contro le malghe stesse. Si sono lamentati della poca comunicazione con gli esperti e anche nella difficoltà dei termini usati dagli esperti, che non sempre sono ben comprensibili dagli allevatori. Poca comunicazione anche tra gli allevatori stessi, che invece dovrebbero fare un po' di gruppo e aiutarsi l'un l'altro. L'ente culturale che ho intervistato ha riscontrato una vera e propria difficoltà nel fare corretta informazione sul lupo, se non ostracismo. Quindi anche questo è un fatto che dovrebbe far riflettere. Quasi finito. Gli operatori economici che ho intervistato, quindi soprattutto ristoratori, non hanno rilevato cali nell'afflusso turistico, non vedono il lupo come un disincentivo alla frequentazione turistica, anzi potrebbe essere addirittura una forma di incentivo perché, come si diceva, il lupo è simbolo proprio di una natura integra e quindi può aiutare anche a fare un po' di marketing del territorio. Gli operatori economici si lamentano dell'eccessivo allarmismo mediatico, che può essere dannoso per il turismo, anche se secondo loro è comunque limitato solamente alle persone più apprensive. La percezione degli operatori economici ovviamente è molto diversa da quella degli allevatori ed è molto più simile a quella dei turisti, perché loro non devono vivere il ritorno del lupo sulla loro pelle e caricarsi di ulteriori lavori. Quindi, concludendo, gli allevatori devono vivere il ritorno del lupo, quindi ovviamente la loro percezione è molto più negativa e pessimistica. Turisti e operatori economici invece sono prevalentemente positivi e poco timorosi nei confronti del lupo, anche se comunque qualcuno ha paura. È assolutamente necessario divulgare corrette informazioni e fare la giusta comunicazione anche e soprattutto a livello mediatico. Si può iniziare a valutare lo sviluppo di un turismo naturalistico nelle zone di ritorno del lupo, anche e soprattutto a favore degli allevatori e della comunità che accoglie questi lupi, per cercare di puntare a uno sviluppo sostenibile, che sia sostenibile anche nel lungo periodo, anche per le malghe. È assolutamente necessario sensibilizzare le persone sul disagio vissuto dagli allevatori e dare anche un maggior supporto e più sostegno, anche economico se necessario, ed è urgentissimo mirare a forme pacifiche e socialmente condivise di convivenza con questo grande carnivoro, perché solamente così si riuscirà a dare un futuro sia al lupo come animale necessario, come predatore apicale di animali che prima stavano proliferando a discapito del bosco, sia per dare un futuro anche agli allevatori e a tutta la tradizione montana. Fine. Allora, se ci sono domande per Jessica. Uno alla volta. Scusa, Sì. Dettaglio, la ricerca che tu hai fatto lì, le domande che hai fatte distribuite su tutto quell'arco che hai descritto prima o le hai fatte localizzate in un posto solo? Allora, le ho fatte nelle 3 località che ho. Rosso, Asiago Sì, e però in più Montalbano. punti di quelle località, perché avevo pensato anche di farle su tutto l'arco montano vicentino, però diventava un lavoraccio e io sono una. Anche perché questo lavoro è partito come tesi di laurea, quindi comunque avevo necessità di arrivare a scrivere la tesi e laurearmi. Poi l'ho ripreso in mano, ampliato, rimaneggiato, però la base è comunque quella. Comunque io mi sono fermata quando sono arrivata alla cosiddetta saturazione teorica delle risposte, quindi quando più o meno ho iniziato a ricevere sempre le stesse risposte, cose che avevo già sentito, quindi quando ho ritenuto abbastanza ridondante andare avanti. Ovviamente questa non è una ricerca statistica, perché per fare statistica serve un elenco completo di persone, fare un campionamento che sui passanti è impossibile da fare, però aiuta comunque a dare quella che si chiama l'esemplarità della conoscenza sociologica, quindi è il polso delle situazioni, insomma. La riga nera sulle zampe è un segno
distintivo caratteristico o è variabile anche quello? È variabile soprattutto in virtù del rimescolamento genetico che sta avvenendo tra i lupi di provenienza più centroeuropea o est europea e quelli della sottospecie italiana. È ancora molto visibile, anche in quello fototropolato a Vicenza si vede bene che ha queste bande, però non è distintivo, aiuta. Poi comunque il lupo italiano è anche più piccolo, però bisogna averlo in mano. Non so, presentazioni così ne hai fatte anche lì su montagna per dire. Allora, ne ho fatta una in Lessinia, però era all'interno di un corso del CAI. Sinceramente avrei paura a farle, perché so com'è l'ambiente, soprattutto in Lessinia, ma anche ad Asiago, e ho ricevuto minacce dai requaresi, soprattutto, ma anche da gente di Asiago. E sicuramente se facessi una presentazione là chiederei comunque una pattuglia, una scorta. No, è brutto da dire. Quando hanno fatto la presentazione in Lessinia tanti anni fa, gli allevatori hanno scaricato i cadaveri di vacche fuori nel cortile, cioè sono arrivati quei forconi proprio, quindi insomma quando sono andata a fare le interviste andavo sempre con lui, perché andare dentro con un malgaro che magari ha appena ricevuto una predazione, niente. Ma che tipo di minacce? Beh, di denuncia sicuramente, perché ho scritto un libro, non si può, sia mai. Veniamo a trovarti a casa, veniamo alle tue presentazioni, cose del genere. Cioè, che poi che si realizzino è un'altra cosa, però comunque non è piacevole riceverle. Ho ricevuto anche tante offese, gente che mi dice, cioè, gente anche che mi dice, ma dovresti andare a sentire i malgari. Quello che ho fatto, cioè, magari pubblico un post di Facebook per dire ho pubblicato il libro e la gente si ferma a leggere il lupo e non legge neanche il sottotitolo, la sinossi, e dice ma dovresti parlare con chi ha le predazioni. L'ho fatto, l'ho fatto. E niente, si fermano lì. Purtroppo non si riesce neanche a parlare con queste persone, sono chiusi. E sì che ho tanti amici allevatori che invece convivono tranquillamente col lupo. In febbraio probabilmente organizzerò una presentazione a Vicenza con una pastora del Grappa, che lei convive tranquillamente e mi ha detto sì vabbè c'è il lupo e quindi io rinchiudo le mie pecore e se me ne mangia una, vabbè si è riempito la pancia, me la rimborsano. Lei è abbastanza giovane, ho parlato con un altro malgaro di Asiago, le interviste belle lunghe che trovate nel libro sono le sue, le parti di intervista, ultra ottantenne questo, e anche lui mi ha detto il bosco qua faceva schifo, è tutto rovinato, adesso è tornato il lupo, chissà. E mi ha detto anche se mi mangia una mucca ogni tanto, pazienza. E lui stesso mi ha detto una volta sono uscito dalla malga alle 5 della mattina, c'era un lupo lì che mi stava mangiando una pecora, io mi sono appoggiato al mio bastone, mi sono messa là, mi sono messa a guardare il lupo. Cioè questo qua conosceva dove era il rendezvous, vedeva i passaggi, se li studiava proprio, pacifico. Quindi non è neanche gli allevatori che sono tutti invasati, sono persone disinformate purtroppo, perché se sapessero la vera storia dei lupi, anche l'importanza ecologica che hanno, perché è innegabile quella, io capisco tutta la rabbia che possono avere sicuramente, però siamo a livelli anche un po' eccessivi. La categoria politica hai provato a sentire, sindaci? No, neanche provato. Ci ho provato, ma ho trovato porte chiuse, perché ovviamente non possono sbilanciarsi. Ho intervistato un ente culturale e non posso dire di più, anonimissimo. Anche tutte le interviste che ho fatto sono anonime, a parte i 2 esperti. E anche l'ente culturale mi ha detto io faccio fatica a fare informazione.
è stato minacciato anche dalla classe politica del paese in cui si trova questo ente. No, volevo dire che secondo me, proprio come dato oggettivo, c'è il fatto che la classe politica veneta ha utilizzato questo tema qua proprio per fare campagna elettorale fin dall'inizio, perché mi ricordo perfettamente i primi articoli del 12, del 13, in cui tutta una classe politica immediatamente ha utilizzato questo fenomeno, cioè la comparsa del lupo, per fare una campagna di disinformazione bieca, pesante e totalmente falsa, però redditizia dal punto di vista di voti. del consenso. E questo è come veramente è come utilizzare la prostituzione per far soldi. Cioè uno dice: a me non mi interessa che moralmente sia illecita, è che a me mi procura tanti soldi. E qui è la stessa identica roba, cioè non mi interessa che sono cose totalmente false, è che mi procurano tanti voti. Cioè una forma così immorale, un modo così immorale di fare politica, bisognerà un giorno anche proprio esporlo in maniera proprio seria come un esempio di cosa non si dovrebbe fare. Se andiamo nella classe politica di immoralità, chiudiamo già la parentesi. No, qua un intervento dalla trasmissione di YouTube che siamo riusciti comunque a fare, e questo signore Michele Cesco, che è del WWF Terra del Piave, forse ti conosce, non so, è di Treviso, e fa i complimenti e dice se si può replicare l'incontro anche in altre aree. Questo è a Montello di Treviso. Sì, che mi contattino sui social, ecco, sì, tranquillamente. Rispondiamo che attraverso la pagina Facebook può prendere contatto con te. Sì, su Facebook, tramite voi. Sì, va bene. Disponibilissima. Va bene. Volevo dire questo, volevo solo evidenziare che l'elemento che continuamente da 10 anni a questa parte continua in ogni incontro, in ogni conferenza, in ogni ricerca, in ogni dibattito, che avete portati voi, è la falsità che è stato reintrodotto. Avete portati voi due. E purtroppo è una cosa che è stata sbagliata dalla politica, come diceva, ed è l'elemento che provoca tutto questo conflitto sociale. Sì, perché il fatto che sia stato reintrodotto da come lo rende ancora di più capro espiatorio, cioè le persone che l'hanno introdotto diventano capro espiatorio. Dalle industrie 30-40 anni fa che le abbiamo moderate al Parco Nazionale delle Isole Tremiti, non sa che è il Parco Nazionale o comunque abbiamo noi WWF naturalisti insieme ai guardia parco reintrodotto i gabbiani. Alle Tremiti avremo reintrodotto i gabbiani che non è mai stati così tanti da quando è il parco per cui li abbiamo portati noi. Quindi vuol dire bisogna convivere con queste cose. Di recente abbiamo riportato Aironi e Cormorani comunque nel sacchetto e via. Purtroppo anche a livello scolastico non c'è la minima informazione naturalistica, cioè anche io tutto quello che so sulla natura è arrivata per passione personale, per lettura di libri a scuola. Quando spiegavo le nutrie arrivava il bambino che mi diceva ma mio papà l'ha detto che sono ambientalisti. Sì. Quindi magari anche l'ha visto. Però direi che c'è un trend ultimamente, sto notando, no? Prima con Zovi, ma anche con Ferron, poi anche sei venuta col tuo libro, l'ultimo anche quello di Pangrazia, sì. Che mi sembra che ha citato me, esatto, ho visto. Il capitolo di Vicenza è tutto dedicato a te, che è un libro che consiglio tra l'altro, e si stia mettendo un po' in ordine e si stia mettendo un po' di verità in questo settore, dai. Da una parte sì,
Però come dicevo prima, è difficile, cioè chi ha già deciso che è quello e non legge, non si informa, cioè io faccio tantissimi scontri anche sui social di persone che fanno completa disinformazione. Allora io rispondo: guarda, non stai dicendo cose corrette perché è così, così e così. Leggiti magari un libretto. No, io libri sul lupo non ne leggo. Allora perché parli del lupo se neanche lo conosci? E loro si sentono in assoluto dovere di parlare di una cosa che non conoscono, magari perché loro sono nati in montagna, ma essere nati in montagna non ti rende imparato, come si suol dire. Eppure loro si sentono in dovere. Non c'è neanche umiltà purtroppo, c'è tanta saccenza. Credo che ci voglia ancora parecchio tempo per stabilizzare la cosa. Sì, anche se ho visto che i giovani recepiscono molto di più. Il problema, scusate a chi è presente, ma i boomer. Che si risponde ok boomer, cioè non si può fare altro. Però penso che ci sia, perlomeno dalla mia esperienza, insomma, vedo che, vabbè, a parte lo zoofilo duro che può essere rappresentato da magari, eccetera, Sì. eccetera, però c'è che quella fascia intermedia, anche ad un certo livello culturale, ma anche appassionati di montagna, voglio dire, che sono andato anche quest'estate, fuggire con CPG, gente veramente comincia a parlare che ha paura del lupo, se trova il lupo, se non trova, cioè, questa anche, allora a volte, secondo me, è utile insomma anche questi testi qua, cioè trovare anche delle risposte semplici alle persone che insomma Sì. non è che siano lì a fare le battaglie, però diciamo un po' sono anche così, questo alone arriva anche lì, sono Sì. territori che secondo me basterebbe anche parlare. Sì, appunto, chi è un po' nel limbo, che un po' nel limbo si può ancora salvare, però chi è un po' nel limbo si può ancora salvare, però devono arrivargli le informazioni giuste. Io nel libro ho cercato proprio di dare le risposte a queste tantissime domande, disinformazione, sviste. Il problema è, come sempre, chi va a leggerlo e chi ha già un po' la mente aperta, anche chi viene a queste serate non verrà mai estremista. Sì. No, io sto ricevendo per fortuna anche tanti messaggi di persone che mi dicono sono felicissime di aver letto il mio libro perché hanno imparato tante cose e adesso sanno anche la verità e riescono anche a rispondere a tante persone che se prima erano incerte, ma è vero, non è vero, ma cosa gli dico, ma come lo sostengo, adesso hanno un'arma in più, come dire, anche perché il mio libro ha una ventina di pagine di bibliografia alla fine, quindi tutto quello che è scritto è supportato, cioè non è campato in aria, quindi anche quello può dare una mano. Coraggio, bravissimo. Coraggio.